Da quando è passato Papa a Piazza Capodichino l'hanno cremato tutti quanti, che si cosa l'hanno cremato. L'hanno cremato. A chi hanno cremato? Abbiamo chiamato subito Cosenza, il quale ci dice che tra pochissimo cominceranno i lavori e che, sottolinea, si tratta di basolato vesuviano non eliminabile, hai capito? Perché ha un valore. Un momento, fermi tutti. Un cazzo in bocchio non è un basolato, mo mi apre un mondo. Chiamami Forgione che sta ascoltando, fermati là. Tu non puoi confondere un cazzo in bocchio qualunque con il basolato vesuviano. Ah sì? Eh no, facciamo un attimo di divulgazione culturale. Differenze tra cazzo in bocchio e basolato vesuviano. C'è un solo uomo che può dirci tutto senza neanche che le abbiamo detto preparati. A me mi sembra sono San Pietrini che di cazzo in bocchio. No, allora Cosenza Cosenza che è un basolato. Ora vediamo la verità. Angelo Forgione, buongiorno. Buongiorno. Allora vuoi spiegare a Vicenza la differenza tra cazzo in bocchio e basolato vesuviano? Ma il basolato sono i lastroni, i cubetti di porfido chiaramente sono quelli più piccoli, ma comunque la pietra è quella, è la stessa, insomma. È la stessa. Ho capito, però non si chiama cazzo in bocchio basolato. No, quello che lui definisce cazzo in bocchio in realtà è il cubetto di porfido, no? Esatto, mentre il basolato vesuviano dice sente buono perché così capisci perché no. È il lastrone, è tipo mattonella, è rettangolare, no? E perché non si può eliminare? Spiegala a Vicenza. Ma non è che non si può eliminare, in realtà c'è il vincolo della sovrintendenza che va a macchia di leopardo, a volte lo leva, a volte lo tiene, insomma lì lo vuole tenere evidentemente. In ultimo vi dico, da quando è passato Papa a Piazza Capodichino l'hanno cremato tutti quanti, che si cosa l'hanno cremato. A chi hanno cremato? Hanno fatto tutto l'asfalto fatto ai San Pietrini, io ho basolato. Ma non si dice cremare. Venite a vedere. Ma amico mio, sì, ma adesso ci ricordiamo, ma non si dice cremare, aspetta un momento. No, hanno passato l'asfalto a coppa perché era fatto e tu hai cremare, mi fa... Lo bello mandare l'asfalto, bello della città. No, e te l'ha spiegato Forgione, la sovrintendenza. È una cosa antica, così adesso, senti un poco, ma tu su basolato vesuviano, OV o non OV? Non lo vuoi. Allora scrivi a Cosenza, il popolo napoletano non vuole il basolato. Va bene. Sì, però si potesse eliminare perché i massi non ce ne stanno più tanti. Hai ragione pure tu, però Forgione, scusami, ma vuoi dire quanto è prezioso il basolato vesuviano? No, ma quello è per carità, prezioso è prezioso, non però è prezioso. Ha ragione anche lui. Cioè se non c'è la manutenzione, questo tipo di pavimentazione storica, diciamo, di pregio, ha bisogno di manutenzione. Quella zona lì ha perfettamente ragione, è un disastro, non si può camminare. Ecco, quando noi parliamo di macchine che devono andare a 10 all'ora, là devi andare a 5 all'ora, altrimenti sfondi tutto, ma lo stesso anche tra Piazza Dante e Piazza 7 Settembre. Tu sei d'accordo? Cremiamo quella zona. Giusto. Ma io direi che la sovrintendenza dovrebbe essere più, come dire, elastica e malleabile. Vincenzo, pronto? Ciao, ti voglio bene. Grazie per averci regalato la perla del giorno, diciamo, la cremazione dei cazzi in bocchi. Sono stati cremati. Quando è passato per Caprichino è lasciato un mazzo di fiore, perché sotto ci stanno i cazzi in bocchi cremati.